Al via ieri al Palamongata di Porto Empedocle la seconda gara amichevole casalinga pre-season, una partita che ha visto momenti di alti e bassi per la nostra Fortitudo Mongata e che ha registrato un punteggio finale di 94-86. Abbiamo sentito il coach Franco Giani per vedere come si affronterà la nuova stagione agonistica. Obiettivi nuovi, costruzione della squadra secondo criteri diversi, molto spazio ai giovani, una squadra sperimentale, una squadra che dovrà settimana dopo settimana con l'andare del campionato migliorare, dimostrarsi all'altezza, che ha del talento, delle potenzialità, ma che deve superare l'impatto di oltre il 50% dei giocatori esordienti per questo torneo, e quindi chiaramente è ancora un laboratorio e i lavori in corso sono tutt'altro che finiti. Ecco, che alla luce di questi allenamenti che squadra ha visto, che squadra ha trovato? C'è grande impegno, grande entusiasmo, grande voglia di fare bene, lavoriamo tanto con applicazione, direi il clima è eccellente, i primi riscontri del precampionato, tranne un paio di uscite non felicissime tipo Trapani e Ferrara, però già al torneo di Monfalcone abbiamo avuto delle indicazioni molto positive, e quindi direi i primi segnali di una certa positività e di una mentalità soprattutto importante e di grande concentrazione ci sono. Anche se è presto, ma quali obiettivi prefiggete? No, noi dobbiamo arrivare a salvarci e il prima possibile, poi da lì andiamo a vedere che cosa è ancora possibile fare, perché oggi salvarsi è oggettivamente il mantra di questa stagione, poi ci auguriamo tutti di farlo nel modo più sereno possibile, il migliore possibile, però non dobbiamo dimenticare mai, per non rischiare di tarare diversamente le nostre aspettative, che quello è l'obiettivo principale. La campagna abbonamenti sta andando bene, un appello anche ai tifosi a incoraggiare a seguire come al solito la squadra? Sì, sicuramente c'è stata una risposta più che positiva, è chiaro che ci aspettiamo, ma manca ancora qualche giorno, ci aspettiamo ancora una fascia di fedelissimi che ci possa seguire, anche perché una squadra giovane ha inevitabilmente bisogno del calore del proprio pubblico per esprimersi al meglio. Anche se c'è qualche acquisto di peso? Sì, l'americano, Rotondo, la conferma di Marco, qualcosa c'è, chiaramente abbiamo voluto puntellare i nostri giovani con qualche giocatore di maggiore esperienza, come era giusto fare, ecco, però è l'intelaiatura che è sicuramente un'intelaiatura che ha bisogno di grande calore.